Per me è un piacere essere qua alla prima edizione di Soligo Comics and Games. Trovo che sia una bella iniziativa. Ringrazio infatti anche Maurizio Ceschin che assieme alla Proloco ha organizzato questa prima edizione di questa manifestazione che a mio avviso è venuta molto bene e mi auguro che continui in futuro perché credo in queste piccole realtà e credo anche che il linguaggio del fumetto deve essere divulgato grazie a piccole fiere come queste, comprendo i piccoli territori. Pur essendo la prima edizione già si presenta in maniera molto interessante e sono sicuro che nei prossimi anni crescerà e si evolverà sempre di più. Sbaglio, signor? Grazie a te Andrea, grazie a te di essere qua. L'ultima cosa in ordine di tempo che ho pubblicato è stato il volume di Conegliano 1000 assieme anche a Claudio Bondoli che è qua dall'altra parte del tavolo per festeggiare i 1000 anni di Conegliano praticamente. Dobbiamo fare un bel applauso a questo personaggio e a tutta la Proloco. Ci vediamo il prossimo anno, vero? Certamente sì. Perfetto. Io faccio parte di un collettivo che si chiama Super Squalo Terrore e quindi ho portato anche la nostra pubblicazione che è il Condominio. Un'altra cosa che ho fatto io è questo, il mio orgoglio. Il Braccio di Ferro Treviso l'ho fatto per il Treviso Comic Book Festival di 5 anni fa ormai. È la prima volta che vengo qua a Soligo e la manifestazione mi piace, soprattutto c'è un'accoglienza molto familiare, è bello perché abbiamo anche pranzato tutti assieme, si riesce a fare due parole con tutti quanti, c'è gente che va e viene, quindi direi che l'impressione è decisamente positiva.